Buongiorno, un saluto ai nostri amici telespettatori, ben ritrovati a questa edizione del telegiornale. Vaccini in fabbrica da oggi in Friuli Venezia Giulia, hub vaccinali sono stati inaugurati a Pordenone e a Udine e sono 200 i laboratori che oggi riceveranno la prima dose di siero all'interno dell'hub vaccinale inaugurato allo Stadio Friuli questa mattina a Udine. Il centro è stato realizzato sulla base di un protocollo operativo redatto da Confindustria Udine in collaborazione con Croce Rossa Italiana del Friuli Venezia Giulia, Ordine degli Infermieri, Medici del Lavoro, Udinese Calcio, CGIL, CISL, UIL. Molto soddisfatta la Presidente degli Industriali Friulani, Anna Mareschi Danieli. Sentiamola. Vediamo, dovrebbe arrivare il servizio. Presidente Mareschi Danieli, ci siamo, finalmente ci siamo, si inaugura l'hub vaccinale e prime vaccinazioni, un impegno annunciato da Confindustria Udine che finalmente si concretizza. Assolutamente sì, siamo molto orgogliosi perché in un tempo ristrettissimo siamo riusciti a mettere in piedi qualcosa di straordinario. Abbiamo visto cosa significa lavorare in squadra, cosa significa solidarietà. L'Udinese Calcio è stato davvero incredibile, ha messo a disposizione tutto questo, ma non solo, anche l'Ordine degli Infermieri, ASA, la Croce Rossa, CGIL, CISL e UIL. Possiamo dire che non manca nessuno all'appello, siamo davvero orgogliosi che oggi si parte con le prime vaccinazioni perché l'unico modo per ripartire è vaccinarsi, non ci sono alternative e anche i più scettici farebbero bene a darsi una regolata e cercare di capirlo. Che effetto le fa vedere il personale medico schierato, i lavoratori pronti a vaccinarsi in questa struttura che è sicuramente importante ed è un simbolo per Udine e per il Friuli? Fa bene al cuore perché per noi lo stadio, per il Friuli, è un qualcosa che ci tocca fino in fondo all'anima. Noi amiamo i nostri ragazzi, amiamo il nostro Udinese e amiamo il nostro stadio nuovo che è davvero allegro e mette allegria, mette felicità, quindi vedere qua dentro medici, infermieri, la Croce Rossa, tutti schierati per solidarietà e per aiutare la comunità è un qualcosa che ci fa amare di essere parte del nostro territorio. C'è un messaggio che vuole lanciare ai lavoratori e alle aziende del territorio? Certo, il messaggio è: io mi vaccino e voi cosa fate? Perché a me sinceramente questo virus non fa più paura perché c'è una soluzione. Quello che mi fa paura è l'ignoranza di chi davvero non riesce a capire che se vogliamo ricominciare a stare insieme, vogliamo andare al cinema, in teatro, vogliamo ricominciare a viaggiare, allora abbiamo un'unica soluzione che è quella della vaccinazione e se uno non vuole farlo per se stesso che lo faccia per i nostri bambini, per i nostri vecchietti, per la nostra comunità, per tutti. Stiamo affrontando l'ultimo miglio di questa pandemia, è importante il rispetto delle regole ed è fondamentale vaccinarsi perché questo è lo strumento principale di contenimento e di contrasto del Covid. Così il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi in occasione dell'inaugurazione del nuovo hub vaccinale allo Stadio Friuli. Riccardi conferma i dati da zona bianca per il Friuli Venezia Giulia con RT in calo a 0,66. Noi abbiamo lavorato davanti a quello che non si conosceva e quindi anche alle regole che abbiamo applicato abbiamo cercato di dare le migliori soluzioni possibili per uscire fuori da questa storia. Adesso siamo di fronte all'ultimo miglio e speriamo che questo ultimo miglio sia percorso continuando ad avere gli indicatori che stiamo avendo. L'RT oggi fortunatamente cala a 0,66 le regole ci dovrebbero far sperare su soluzioni positive in termini di colori nel prossimo futuro. Questo però non può essere un liberi tutti, è importante che questo ce lo diciamo. La nostra estate deve essere un'estate che ci consenta di tornare il più possibile alla normalità, però fermo restando oltre le regole. Anche questo è l'altro aspetto, l'altro appello che
quale io voglio ringraziare anche gli organi di informazione, dobbiamo spiegare alle persone che la vaccinazione è lo strumento principale di contenimento del contagio e di contrasto al virus. Abbiamo ancora un lavoro importante da fare sulle adesioni e quindi è chiaro che occasioni come queste ci aiutano ad andare in questa direzione. Sul Next Generation EU è fondamentale la partecipazione dei territori nella messa in campo del PNR. Lo ha detto il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, in audizione in Commissione parlamentare per le questioni regionali. Solo coinvolgendo direttamente regioni ed enti locali, ha aggiunto Fedriga, riusciremo a velocizzare le procedure di spesa per la realizzazione di ingentissimi investimenti, visti anche i ristrettissimi tempi previsti dalle regole europee. Il massimo della sinergia nella programmazione dei fondi europei 2021 va messo in campo perché i fondi del PNR, i fondi europei, regionali e nazionali devono integrarsi e non sovrapporsi. Come Conferenza delle Regioni, ha concluso Fedriga, non vogliamo soltanto essere a disposizione, ma vorremmo essere protagonisti, perché solo con un ottimo funzionamento di governo, regioni ed enti locali saremo in grado di dare le risposte che meritano i cittadini. Traffico interdetto in alcune strade e percorsi alternativi consigliati per chi vuole raggiungere le località interessate dal Giro d'Italia nel prossimo fine settimana. Questa mattina in questura Udine è stato presentato il piano di sicurezza della circolazione stradale. Il Giro d'Italia nella tappa di venerdì sabato entra in provincia sul Monte Rest e attraversa Villa Santina e Tolmezzo per arrivare a Sutrio e salire sullo Zoncolan. Questo è il percorso di gara il cui transito è previsto intorno alle ore 15, l'ingresso in provincia di Udine. Le limitazioni della circolazione decorreranno da 2 ore e mezza prima dell'arrivo dei ciclisti. Questo vuol dire che tutti coloro che dovessero attraversare il percorso di gara o semplicemente attraversare la Carnia da est a ovest, in quelle ore lì troveranno grossi problemi di viabilità, per cui abbiamo disegnato una viabilità alternativa per poter bypassare il percorso di gara. Quindi consigliamo all'utenza o di partire, di muoversi la mattina presto o di aspettare, diciamo, il transito della carovana del Giro d'Italia. La seconda tappa che ci interessa, che è la domenica 23, è prevista la partenza da Grado e l'arrivo a Gorizia, attraversando quasi tutta la provincia di Gorizia, pochi chilometri della provincia di Udine interessati a Cervignano ed Aquileia, ma sulla strada principale per Grado. Questo significa che dalle 10:30 circa della mattina in poi non si riuscirà a raggiungere la località turistica dalla strada tradizionale, ma sarà necessario passare per Monfalcone scendendo dalla parte ovest della regione e arrivare all'ingresso ovest di Grado e non dal tradizionale ponte. Quante le forze messe in campo per garantire la sicurezza? Centinaia gli operatori impiegati tra volontari e forze dell'ordine in tutte le loro articolazioni. Ci sono dispositivi di sicurezza lungo tutto il tragitto di gara e nelle viabilità principali che adducono al percorso di gara, oltre a tutti i servizi necessari di ordine e sicurezza pubblica per la tutela appunto della sicurezza dell'evento. La cronaca: ieri sera i carabinieri di Aurisina, nel corso di un servizio di retrovalico, hanno rintracciato un 52enne croato, destinatario di un ordine di carcerazione. È stato intercettato dopo 11 anni di latitanza a bordo di un autobus di linea diretto a Milano. È accusato di una serie di rapine e furti commessi in Val Padana. I suoi obiettivi preferiti erano i negozi dei centri commerciali, dove ha rubato pellicce e abiti griffati, arrivando qualche volta alle mani con gli addetti della vigilanza. Oggi è la giornata mondiale delle api. Ne ha parlato questa mattina a Telefriuli il presidente del Consorzio Apicoltori di Udine, Luigi Capponi. Sentiamolo. La situazione oggi, come oggi, da noi e in Italia, che è allo stesso modo, è piuttosto catastrofica, quasi drammatica. Noi vediamo benissimo che le api stanno morendo per tantissimi fattori. Uno di questi è il cambiamento climatico. Le api, nell'ambito di un raggio di 3,5 km, misurano centimetro per centimetro il nostro territorio, quindi sono portate e sono dell'ambiente, sono di proprietà dell'ambiente, non sono di proprietà nostra. Tanto è vero che
mi lasci dire, la Regione molto sensibile a questo, da quest'anno ci ha dato un contributo sostanzioso per acquistare per tutti, compresi quindi gli hobbisti, per acquistare tutti al 90% del costo dei prodotti sanitari che servono per la sanificazione, quindi la lotta contro la varroa destructor, che inserisce all'interno di ogni famiglia tutta una sorta di virus e altre cose che abbattono il numero delle api. È arrivata sulla scrivania del ministro Franceschini la delicata situazione in cui versa Villa Antonini Belgrado, il pregevole manufatto cinquecentesco di Scuola Palladiana che si trova in stato d'abbandono a Saciletto di Ruda. Sappiamo che è una situazione molto complessa, ma non vogliamo lasciare nulla di intentato, ha detto Deborah Serracchiani, presidente del gruppo PD della Camera. Serracchiani ha raccolto la preoccupazione sulle condizioni del complesso architettonico espressa dal sindaco di Ruda, Franco Narduzzi, che ha annunciato che si sta anche attivando la soprintendenza regionale venuta recentemente in visita alla villa. Recuperare la ex scuola che sorge sul colle di Variano. L'obiettivo dell'amministrazione municipale di Basigliano, che da anni promuove la conoscenza di questo sito, uno dei più particolari e piccoli castellieri del Friuli, abitato già in epoca protostorica. Valorizzare un luogo di grande interesse storico e promuovere l'attività della locale Proloco che, sperando nel ritorno alla normalità, qui organizza la festa del paese per eccellenza, il Luglio Varianese. Questi gli obiettivi dell'amministrazione comunale di Basigliano guidata dal sindaco Marco Del Negro, che vuole puntare sul recupero della ex scuola sul Colle, da mettere poi a disposizione dell'associazione locale. Una volta ristrutturati, seguendo l'architettura tipica della zona, gli spazi consentiranno di far conoscere l'attività della Proloco, ma anche le vicende di questo antichissimo luogo, frequentato fin dall'epoca protostorica. Il sito, infatti, oggi utilizzato per eventi ma anche per passeggiate nel verde, conserva le tracce del castelliere di Variano. Più volte rimaneggiato nel tempo, il colle oggi è mutato. Conta la suggestiva scalinata di accesso, il parco della rimembranza e il monumento ai caduti che nel 2023 compirà i suoi primi 100 anni. E con questo è tutto. Ora vi lascio alla rubrica A voi la linea. Arrivederci.